belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Inizia una nuova avventura, nuovi viaggi e soprattutto una nuova casa che ci accoglie. Ma da dove cominciamo? Dalla meravigliosa Castelfranco Veneto. Alle nostre spalle c'è proprio il simbolo di questa città, uno dei più grandi pittori del Rinascimento italiano, Ivo Gallo. Però prima ascoltiamo il saluto del sindaco. Ovviamente. Questa città è bellissima, piena di storia, di arte e anche di musica. Non vedo l'ora di scoprirla. Ti dirò di più. Dimmi di Io più. ho passato molti anni in questa città nel mio trascorso radiofonico e ce l'ho davvero, davvero nel cuore. Andiamo? Andiamo! Benvenuti a Castelfranco Veneto, città del Giorgione e città del radicchio variegato. Siamo all'interno della cinta muraria. La nostra cinta è del 1200, all'interno di essa troviamo il Duomo con un'opera del Giorgione, la Pala. Abbiamo la Casa del Giorgione, il museo, il teatro accademico, il conservatorio, alcune eccellenze che caratterizzano la nostra cittadina da 33.000 abitanti, accompagnata dalle prelibatezze culinarie, perché insomma sul radicchio e su alcuni piatti tipici del Veneto trovate a Castelfranco delle risposte che saranno in grado di esaltare i vostri palati. Io vi aspetto così come adesso faremo con Lele e Ivo. Venite a Castelfranco Veneto e andrete sicuramente a casa contenti. Ed eccomi qua, innanzi a queste possenti mura che caratterizzano proprio la città di Castelfranco. Pensate, fu edificata come fortezza tra il 1195 e il 1199 ad opera del Comune Libero di Treviso. Una volta terminata la costruzione di queste mura che caratterizzano proprio la città, vennero inviate 100 famiglie di persone libere e oneste a colonizzare questa nuova area. Quindi sostanzialmente è una città fondativa, parte dal nulla per creare poi tutta questa bellezza. In cambio ai coloni si davano molte opportunità, come per esempio una casa, un appezzamento di terra e soprattutto l'esenzione da ogni imposta. Da qua il nome Castelfranco, Castello Franco, quindi libero da ogni forma di tassa. Il
In Italia ci sono altri Castelfranco, questo ovviamente si caratterizza con il suffisso veneto, quindi Castelfranco Veneto, la città natale di un pittore che ha rivoluzionato l'arte italiana, che ha in qualche maniera scatenato il Rinascimento. Il castello è visibile attraverso queste mura importanti con una merlatura evidentemente guelfa e il perimetro di questa fortezza è di 232 metri, mentre all'interno è suddivisa in 4 quartieri grazie all'incrocio di un cardo e un decumano, un po' sullo stile urbanistico classico, quindi dell'antica Roma. Nel 1339 il dominio di Castelfranco passa sotto la Serenissima Repubblica di Venezia, tranne per un breve periodo per un'incursione dei Carraresi. Durante il Rinascimento questa città vive il massimo splendore, poi l'arrivo della fine della Repubblica porterà un breve periodo di decadenza e una nuova grande rinascita intorno al 1700, grazie a tante famiglie importanti, come per esempio i Riccati, che sistemano il Duomo, fanno costruire un nuovo ospedale e abbelliscono questa città, portando poi teatro e soprattutto una grande vivacità culturale. Tanti nobili veneziani hanno scelto Castelfranco non per viverla all'interno delle sue mura, ma nella campagna circostante, dove costruirono delle ville elegantissime appunto di villeggiatura, di riposo, di relax. Oggi vivrò un'emozione incredibile, ammirare la mitologica Pala di Giorgione, detta la Pala di Castelfranco, mentre il mio compare di viaggio Ivo Gallo andrà alla ricerca di musica. Sì, Castelfranco, arte, storia, bellezza e armonia. Eccomi all'interno del Duomo di Castelfranco Veneto, uno scrigno di bellezza, lo stile classico, 3 navate con transetto, ma all'interno di questo edificio sacro sono conservate delle opere davvero meravigliose che costruiscono gran parte della storia pittorica veneta e non solo. Alla destra del punto in cui mi trovo io è conservato un altare meraviglioso, un'opera scultorea del Torreto, pensate, che fu il maestro di Canova. La sacrestia è una piccola pinacoteca davvero meravigliosa. All'interno sono contenuti degli affreschi di Paolo Veronese che precedentemente si trovavano in Villa Soranza. Destinata ad essere demolita, furono preservati da questa distruzione e ancora oggi sono conservati all'interno di questa chiesa. Una chiesa che trova spazio nel cuore del borgo antico di Castelfranco. Non è la prima chiesa di questa città perché appunto nel 1700 c'era l'esigenza di ingrandire il luogo di culto e fu commissionato questo progetto a un giovanissimo architetto, il Preti, ancora studente. Poi ci fu l'influenza anche della famiglia Riccati, che in qualche modo era la famiglia filantropa di Castelfranco di quel momento, che diede molte sostanze affinché la città diventasse sempre più importante e soprattutto sempre più bella. Adesso mi reco all'interno della cappella che è a destra dell'altare principale perché è conservata una delle opere pittoriche più famose del mondo. Sono entrato nella Cappella Costanzo, a destra del presbiterio del Duomo di Castelfranco, dove si conserva un'opera pittorica unica davvero al mondo.
uno dei più grandi esempi della nascita del Rinascimento italiano. La bellezza di quest'opera è straordinaria e ha una storia particolare, nel senso che in primis è l'unica pala del Giorgione conservata di cui si abbia notizia e soprattutto delinea questa cifra stilistica che è destinata in un certo senso a definire i dettami dell'arte pittorica veneta, quella che poi diventerà lo stile puro del grande Tiziano Vecellio. Giorgione nacque proprio in questa città negli anni 70 del 400, povero. Poi fu adottato e visse un'infanzia piuttosto felice, avendo anche così le possibilità di studiare e di accrescere nel mondo dell'arte di quel tempo, periodo importante per tutta l'umanità, con l'ingresso nella storia dell'umanesimo. Qui la prospettiva è trionfante. Al vertice di questa immaginifica piramide c'è il volto della Madonna in trono con bambino. Alla base due figure, San Francesco e San Nicasio. Non siamo sicuri che sia questo il santo raffigurato, con questa armatura davvero pazzesca dal punto di vista dell'eleganza. Forse potrebbe essere anche San Liberale. Ad ogni modo è un'opera che rivoluziona lo stile pittorico del Cinquecento. Infatti fu dipinta tra il 1503 e il 1505. Perché? Perché fu realizzata su commissione. Il committente, Tuzio Costanzo, era un grande condottiero di Castelfranco, originario della Sicilia, il quale si era guadagnato stima e rispetto da parte delle genti e della nobiltà. La sua ricchezza era pazzesca, una famiglia quindi benestante, ricca, contornata in quel tempo dai lussi del periodo, quindi vesti sgargianti e ricchezze sfavillanti. E poté permettersi appunto di commissionare a uno dei più grandi pittori dell'epoca quest'opera in memoria del figlio. Il figlio Matteo Costanzo morì in quegli stessi anni a Ravenna, anch'esso era un condottiero. L'armatura ci ricorda anche l'ordine dei Cavalieri di Malta e in memoria di questo ragazzo Tuzio fa realizzare questa pala importantissima conservata nella precedente chiesa, perché il Duomo venne invece realizzato, quello in cui siamo in questo momento, nel 1723. Si può notare il sarcofago di Porfido del figlio scomparso ai piedi della Madonna con lo stemma proprio della famiglia. Quindi c'è un po' di mistero in quest'opera pittorica, però la cosa interessante da notare è l'utilizzo del colore, che da questo momento cambierà la storia dello stile pittorico veneto. Come dicevo, verrà preso dallo stesso Vecellio, che addirittura collaborò con Giorgione quando era molto giovane. Arrivato a Venezia, Tiziano frequentò la scuola del Bellini e dipinse, affrescando, la facciata del Fondaco dei Tedeschi proprio insieme a Tiziano Vecellio. Purtroppo di quell'opera pittorica non rimane più nulla, ma ci piace pensare come questi due grandi eroi dell'arte abbiano collaborato insieme, cambiando, svoltando completamente in questa curva immaginaria che ci porta al trionfo dell'arte italiana, in quel grande momento che si chiama Rinascimento. Le canzoni minute, piccoli componimenti che scrivo per condividere con voi le emozioni, gli stati d'animo che nascono in me durante i nostri viaggi. Quella di oggi, sorrido perché è un po' strana, me la sono immaginata così: il castello che osserva Giorgione che sta aspettando l'arcobaleno per prendere i suoi colori
e metterli su tela. Cosa aspetti? Io ti guardo e la pioggia scenda qua, ma non ti riscalda il sole. Ho bisogno anche di lui. Ora ho capito, prendi tutti i colori in una mano e accarezzali per chi poi verrà. Solo tu che li vedi da vicino nel castello dell'arcobaleno. Solo tu che li vedi da vicino nel castello dell'arcobaleno. Finalmente incontro Ciao, Daniele. Gianfranco Giovine. Ciao. Che piacere trovarti nella tua meravigliosa Castelfranco. Non siamo nella piazza principale, ma siamo nel cuore storico di questo antico fortilizio, una città vivissima anche dal punto di vista culturale, e mi viene da pensare che questo selciato è lo stesso che ogni giorno calpestava il grande Giorgione. È proprio così, Daniele. Giorgione si portava praticamente verso la casa degli amici, oggi Casa Museo Giorgione, dove ha lasciato la traccia della sua opera, il fregio di Giorgione. Sicché è importantissimo questo luogo proprio perché poi potremo visitare e interpretare il fregio delle arti e dei mestieri. Perché se non sbaglio questo fregio anticipava un po' il futuro. Certo, è così, addirittura aveva predetto, avendo vissuto la peste nel nostro territorio, aveva predetto il lockdown attuale, sicché abbiamo trovato traccia negli archivi della città di tutte quante quelli che erano i provvedimenti che 2 anni fa l'Italia e il mondo ha dovuto naturalmente subire, e abbiamo anche rappresentati con una mostra dedicata proprio a questo. Quindi quello che hanno messo in piedi un paio d'anni fa era sostanzialmente la copia di quello che è accaduto centinaia di anni fa. È così. Distanze, Così. sicurezza. Distanze, posti di blocco, mascherine, lavarsi le mani, Pensa un eccetera. po'. Tutto quanto questo è stato rappresentato in una mostra appunto che abbiamo avuto il piacere, e anche abbiamo editato una guida, un libro molto bello. Giorgione frequentava questa casa di questo famoso medico di Castelfranco e ha lasciato il suo segno artistico fondamentale, perché 2 sono le opere presenti in città, Certo, non tantissime opere in realtà. una che trentina, Giorgione- forse meno. E esiste però anche un altro mistero legato a questa figura. Intanto non conosciamo molto della sua vita, Purtroppo. ma c'è un affresco qui in città che racconta qualcosa di particolare. È così, anche se devo subito affermare che si tratta di una leggenda, sicché non abbiamo traccia storica, però è un'interpretazione che fa attirare l'attenzione del grande pubblico, perché racconta praticamente attraverso un affresco che si trova davanti al teatro accademico nostro della città e che è attualmente attribuito a un pittore dell'Ottocento, che racconta questa storia di Giorgione, ma potrebbe anche essere invece opera di un pittore del Cinquecento che
frequentava la corte di Regina Cornaro, Che aveva una casa di che aveva campagna. il barco al Tivole, e di conseguenza c'è traccia anche di questo tipo di possibilità. Cosa racconta di fatto? Infatti. Racconta l'amore di Giorgione per Cecilia, una donzella locale, una contadina qua del nostro territorio, che la fa innamorare, e una giornata afosa d'estate, calda, lo fa innamorare donandogli una ciotola d'acqua. Lui si innamora, si frequentano e sembrerebbe che lei rimanga incinta di Giorgione. Giorgione però è nell'apice della sua carriera e non riconosce il bambino. Questa traccia di fatto la si interpreta in questo affresco che è di fronte appunto al teatro accademico, rovesciando l'immagine si identifica il bambino, viene proprio raffigurato un bambino. Quindi due sono le storie, diciamo, quella più ufficiale e quella meno ufficiale. Certo. Quella ufficiale vuole che questo fosse appunto un affresco ottocentesco, l'altro che fosse un affresco presente nella villa di campagna della Cornaro, staccato e posizionato dove si trova Non adesso. si sa esattamente. Anche il racconto dell'Ottocento però riporta la leggenda di fatto. Attraverso Quindi questo... c'è un legame storico che non ci svela la realtà dei fatti totalmente. Ed è il mistero di Giorgione. Di fatto. Io direi di entrare in questa casa perché c'è un'altra cosa interessante da vedere. Certo. Andiamo? Perfetto. Gianfranco, siamo all'interno di un posto davvero straordinario, questa casa museo dove è contenuto questo famoso fregio di Giorgione e dove lui si recava quotidianamente in visita a questo amico, e quindi qua dentro si respira un po' l'umanesimo del tempo, era un luogo di ritrovo culturale. Esatto. Però avete allestito proprio per incrementare anche il flusso turistico vicino alla storia e all'arte, qui a Castelfranco Veneto, una mostra molto particolare che fondamentalmente racconta un inganno del grande Canova. Ma di cosa si tratta? L'abbiamo definita la beffa perché di fatto trattasi proprio di un scherzo fatto appunto agli amici e intenditori dell'epoca, naturalmente, che si fregiavano di conoscere Giorgione, e lui con questo invece ha dimostrato che si poteva costruire un autoritratto fatto da lui, ma facendolo passare per un autentico autoritratto di Giorgione. 500. Qua trovate proprio la costruzione della beffa, addirittura ricavando quelli che sono stati il richiamo dei documenti dell'epoca. Uno studio preparatorio. Studio preparatorio, e per arrivare poi a questo meraviglioso autoritratto fatto dal grande Canova lo stesso, che dimostrava che non sapeva solamente scolpire ma anche dipingere. Voleva dire a tutti i grandi accademici del tempo: attenzione, l'arte è una cosa seria. Esatto. E tutti possono essere in grado di scolpire ma anche di dipingere. Certo. Per cui questa beffa poi è durata circa un anno. Un anno, sì. E poi naturalmente è stata svelata. Qua ricostruiamo questo momento che di attrazione turistica. Spero che molti possano venire a visitare la mostra di Castelfranco, ma contemporaneamente c'è anche la mostra ai Musei Civici di Bassano, sempre di Canova, e a Possagno, presso la sua casa natale, la Gipsoteca, fino al 10 di aprile. Quindi con un biglietto si può anche visitare tutti e tre i siti, esatto. Con questa dimostrazione d'arte che raccoglie un po' la memoria storica del grande scultore Antonio Canova, anch'esso veneto, di Possagno. Quindi l'invito è da parte nostra di visitare il centro storico di Castelfranco, sì, ma di approfittare di questa installazione davvero unica dove l'arte ci regala, perché no, un sorriso. Grazie Gianfranco, grazie di cuore.
non si è mai fermata la nostra ricerca degli alberi monumentali o potenziali candidati ad esserlo, piante che si distinguono per valore botanico, storico, estetico, sociale. Qui a Salvatronda, frazione di Castelfranco Veneto, vive questo secolare fustacchione, qui detto Sceson, un Celtis australis, più comunemente chiamato o conosciuto come bagolaro. Bagolaro da bagola, dal latino piccola bacca. Infatti i suoi frutti commestibili sono drupe simili a piccole olive. I noccioli delle stesse, molto duri, venivano usati per fare i grani dei rosari, da qui il nome albero del rosario, ma anche chiamato albero spaccasassi, perché il suo possente apparato radicale si fa strada tra le pietre anche nei terreni più aridi. Le sue fronde, i suoi rami molto flessibili, venivano usati per intrecciare gerle, e anche le crigoe, dei cesti molto grandi, molto ampi, che i contadini usavano per la raccolta anche del famoso radicchio variegato di Castelfranco. Ha un grande potere ombreggiante, motivo per il quale veniva piantato lungo i viali, nelle piazze, davanti alle chiese. E in particolare quest'albero ha dato ristoro dalle calure estive a tutta la popolazione, ma anche ai soldati ricoverati nell'ospedale militare che durante la Grande Guerra era stato allestito nella scuola del paese. Non mancano leggende anche per quest'albero, che è detto anche arcidiavolo. Pare che Lucifero, durante la sua caduta dal paradiso, stringesse nei suoi artigli un ramo. Questo ramo sulla terra proliferò, ma mantenne traccia diabolica, soprattutto nella forma delle sue particolari foglie che sono appuntite, allungate e ricurve come degli artigli. E in ogni caso, io ora lo abbraccerò, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Cari miei, siamo innanzi a dei prodotti straordinari di queste terre magnifiche che fanno a capo ovviamente alla città di Castelfranco Veneto, e abbiamo l'opportunità di avere con noi un maestro, un professore, un grande chef che è Matteo De Poli, che ringraziamo di averci ospitato quest'oggi. La prima domanda che ti faccio, Matteo, è: dove nasce questa passione e che passione vuoi trasmettere ai tuoi studenti? Inizio dicendo buongiorno ragazzi. Io sono un ex allievo della scuola alberghiera di Castelfranco e amo la cucina, amo le arti culinarie, e poi ho trasmesso questo agli allievi. Ho fatto una domanda di insegnamento e sono arrivato a ricoprire una cattedra. Quindi sei passato dall'altra parte? Sono passato dall'altra parte, sì. Sono passato dall'altra parte. Quindi tu trasmetti la tua passione. Sì, allora un cuoco, un professore, un professionista deve trasmettere la passione, non solo le ricette. Ci vuole anche la conoscenza dell'alimento, ci vuole anche il sapersi comportare, ci vogliono tante cose. E quindi oggi cosa si prepara, caro Matteo? Allora, oggi naturalmente proponiamo qualcosa che è del territorio. Abbiamo il radicchio di Castelfranco, abbiamo il mais bianco perla, e un altro prodotto di Castelfranco è la fregolotta. Che è un dolce. Che è un dolce, è una sorta di frolla con aggiunta di mandorle. Ma, scusa la domanda,
e scusa l'ignoranza, come riconosco il famoso radicchio di Castelfranco? Allora, passamene uno per favore. Cavolo. Ecco, questo è il famoso radicchio di Castelfranco Veneto. Ecco, sembra quasi una lattuga ed è picchettato con del rosso. Ecco, non nasce così perché ha bisogno di essere sbiancato. In origine veniva praticamente conservato nelle stalle sotto la paglia e poi assumeva, si eliminavano le foglie esterne e il cuore rimaneva questo, croccante. Si poteva consumare crudo in accompagnamento con dei formaggi o dei salumi, qua nel Veneto abbondiamo di tali prodotti, oppure può anche essere cotto. Questo è un prodotto genuino e va valorizzato. Si presta a determinate cotture. Si presta a determinate Il tuo cotture. obiettivo è quello anche di trasmettere questo piacere, questo gusto e questo prodotto alle nuove generazioni. Senza ombra di dubbio. Infatti la ricetta che ho pensato rispecchia e vuole avvicinare le nuove generazioni. Non tutti i giovani amano il radicchio, perché il radicchio, sappiamo, è leggermente amaro. Un giovane non ama questo prodotto, però con le Come lo dovute fai tu? accortezze possiamo avvicinarci al giovane. Quindi trasmettere non solo la passione per la cucina, ma anche per il cibo. Esatto, per il gusto Sì, e per senza l'arte, ombra di perché l'arte culinaria, e mi sembra quasi che stiamo richiamando la magia di Giorgione, visto che siamo a Certo. Castelfranco Veneto. Procediamo. D'accordo, allora io ho preparato una polenta. La polenta naturalmente con il mais bianco perla, e però per renderla più appetitosa ho messo degli spinaci e della zucca, quindi io preparerò un tricolore di polenta. Allora, noi l'abbiamo già preparata, d'accordo? Adesso con l'ausilio di 2 cucchiai preparo delle quenelle, oppure si può usare anche, per i meno professionisti, anche un semplice porzionatore del gelato, e noi andiamo praticamente a fare che cosa? A preparare una bolla, si chiama così. Di polenta. Una bolla di polenta. Ecco, voi avete visto che io ho iniziato dal bianco perché poi dopo altrimenti magari mi rimane, Il colore. certo, Questa è con la zucca, zucca, bolla di zucca. sì, e qui noi abbiamo una bolla con gli spinaci, però nulla vieta che io possa utilizzare diversi ingredienti. Certo. Potrei fare una polenta con del radicchio all'interno, potrei fare una polenta con dei funghi nel periodo. Anche in base alla stagione. In base alla stagione, gli asparagi in primavera, ecco, e di conseguenza io preparo questo. Questo può essere un antipasto, ma può essere anche un secondo piatto, ok? A questo io aggiungo un involtino fatto con la foglia di radicchio di Castelfranco, che è stato precedentemente sbianchito in acqua bollente e salata, e all'interno noi lo farciamo con un ripieno che può essere a piacere. Ecco, io ho messo del radicchio tagliato a julienne, brasato con della cipolla, ok? E poi ho messo del formaggio e ho utilizzato la cassatella trevigiana. Certo, Ecco. anche questa fa parte del tessuto. Perfetto. E quindi di conseguenza io magari prendo questo, d'accordo? Ok? Sì. E lo accompagno. Così come antipasto sarebbe più che sufficiente come porzione. Lo vogliamo rendere un secondo? Allora ci potrei mettere anche che cosa? Questa è della gallina padovana cotta bollita nella propria pelle. Straordinario. Sì, Io così non voglio essere invadente, certo. ma mi piacerebbe tanto assaggiarlo. Beh, adesso prendiamo una forchetta. Sì. Come ci stai trasmettendo molta passione. Certo, Sì, sì. certo. Però, allora, qua c'è il colore. Qua ci sono gli ingredienti che io ho nominato. Cosa manca? Allora, manca che cosa? Renderlo appetitoso per avvicinarlo a un ragazzo giovane. Cosa amano i giovani? Qualcosa di fritto. Allora magari io posso mettere che cosa? Un po' di porro fritto,
d'accordo? Che allora bene o male Da cerco, quella croccantezza. dà quella croccantezza, ma la croccantezza me la può dare anche che cosa? Un po' di mais scoppiato, i popcorn, i popcorn. E allora di conseguenza, se io presento un piatto del genere, d'accordo, a un bambino, il bambino si avvicina al piatto perché il bambino magari comincia dai popcorn, Però poi d'accordo? la fame. Però poi, bene o male, allora, qui abbiamo la polenta, però qua ci sono le proprietà della zucca, c'è la proprietà del radicchio, c'è la proprietà della casatella trevigiana, ci sono gli spinaci. È autunno, vogliamo mettere 2 o 3 melograni, tanto per dire do colore al piatto, perfetto, ben venga. Cioè, noi abbiamo la possibilità, la cucina è arte e io devo cercare di utilizzare i prodotti del territorio e della stagione. E allora in questa maniera qua uno dirà, ma io non ho mai visto un piatto con il mais, con il popcorn, Io intendo il popcorn. Però questo dà croccantezza e dà praticamente che cosa? Una ventata di freschezza. Fantastico. Grazie Matteo di cuore. Io ringrazio anche Egidio Fior, storico ristoratore di Castelfranco, per l'ospitalità, per l'accoglienza e per tutte le belle iniziative che propone ogni anno in questa terra che definisco magica, giorgioniana, artistica. Unica. Che bello! Ho fame! Matteo, grazie! Adesso prendiamo la forchetta e lo assaggiamo. D'accordo, ragazzi? Ottima idea, ottima idea. Perfetto. Quanta bellezza! Questo è un luogo importantissimo per Castelfranco, ma direi per l'Italia tutta. Sento dei rumori, sento della musica, forse la musica proprio della meraviglia. Questo oggi è un conservatorio molto importante, dedicato ad Agostino Steffani, però si trova ubicato in quella che un tempo era la dimora del grande Giorgione, figlio adottivo della famiglia Barbarella. Lo splendore di questa facciata echeggia questa musica importante. All'interno di questo luogo si formano tantissimi artisti, da ultima per esempio la popolare Francesca Michelin. Adesso raggiungeremo il Teatro Accademico, altro presidio culturale di questa vivissima città meravigliosa. All'interno, con Ivo Gallo, ascolteremo un piccolo concerto con 4 degli studenti di questo conservatorio, un quartetto d'archi. Che bravi! Sì, decisamente. Quartetto d'archi. Bravo, violino, viola, violoncello. Sì.
Senti, ma siamo in un teatro, ma ci sono le finestre, è una cosa strana, no? Pensa che è uno dei pochissimi teatri al mondo con queste aperture verso l'esterno, queste finestre molto grandi, perché non nasce come teatro. Questo luogo venne edificato intorno al 1754 dalla allora potentissima famiglia Riccati, perché questo era un luogo di scienza, di cultura. Qui si tenevano delle lezioni accademiche, quindi devi immaginare che gli studenti erano sui palchi laterali e la platea fungeva proprio da cattedra dove si insegnava la scienza. E per questo ancora alcuni palchi, come si nota, sono rivolti verso la platea. Ecco perché, ma adesso Ascoltiamo. ascoltiamo. Pian? Aspetta, Vai pian? Mi vai pian? Attento. Mi vai pian? Attento. Il ponte? Attento. Il ponte? Il ponte? Attento. Attento, Lele. Oh, tappa, tappina. Piano. Occhio, che non casco. Fantastico. Sì, fantastico. Hai il fiatone. Ovvio. Pensa, Lele, stiamo pedalando nel sentiero degli Ezzelini. Degli Ezzelini. Degli Ezzelini, con 2 Z, che dalla Pedemontana arriva a Padova. Ma la cosa interessante è che il cammino, famoso cammino di Sant'Antonio, ricalca una parte di questo. Sì, tra l'altro incrocia anche, c'è il cane che abbaia forte perché consente di vederci, natura, incrocia il sentiero del Beato Enrico e non solo. Perché incrocia anche la Treviso Ostiglia, quindi crocevia Castelfranco, crocevia di questi percorsi in mezzo alla natura da fare a piedi o in bicicletta, come stiamo facendo. Che la Treviso Ostiglia è sul sedime di una antica ferrovia militare, un altro percorso famosissimo, quindi da qua si intercettano appunto varie direzioni, quindi varie mete. Questo è molto bello, tra storia e natura. Peraltro il Muson, che è questo fiume che raccoglie le acque della Pedemontana per poi donarle al Brenta, è frutto di un grande lavoro idraulico dei veneziani, che dal 500 sino a fine 600 hanno compiuto un'opera immane, un po' in tutta la litoranea veneta,
per appunto impedire che i depositi alluvionali dei torrenti e dei fiumi interrassero la laguna, che era il bene prezioso di Venezia. Qui si chiama Muson dei Sassi. Nel 1612 appunto il Muson è stato canalizzato, regolamentato e deviato appunto per farlo sfociare non più in laguna come un tempo, bensì sul mitico fiume Brenta. Se vuoi noi continuiamo questo percorso. Voglio. Direzione Motta di Treville. Andiamo? Andiamo. Via! Hai salutato il cane? Sì, ciao! Vai piano, vai piano. Vai piano, vai piano, vai piano. Piano. Eccoci arrivati. Finisce questo nostro percorso nei dintorni di Castelfranco Veneto. In mezzo alla natura. E questa è una motta. Una motta, ma Sì. se non sbaglio abbiamo già visto un'altra motta da qualche parte. La motta di Colfrancuia Oderzo. Esatto. Però diverse, nel senso Ah. che quella era diciamo una collinetta ad utilizzo mistico sepolcrale quasi, no? Trovarono anche dei resti di un cavallo, ti ricordi? Sì, sì, sì. Invece questo è ciò che resta di un manufatto, perché la forma conica ci lascia intravedere, anche se usiamo un po' l'immaginazione, un castello. Ora si chiama motta castrata alberata, perché vedi ci sono questi bellissimi alberi ad alto fusto, oggi ovviamente senza il fogliame. In realtà appunto questo era un possedimento feudale della famiglia Campo San Piero, però siamo intorno al XI secolo. All'arrivo di Venezia, che arriva a inizio 300, si decise, come molto spesso è accaduto nella storia della Serenissima, di demolire, distruggere le fortezze. In questo caso il gesto venne compiuto ufficiale nel 1343. Per quale motivo? Perché c'era l'ipotesi che un castello in questa zona così strategica potesse essere utilizzato per esempio dagli Scaligeri o dai Carraresi per rifortificare una terra e quindi con un esercito poi invadere Castelfranco e quindi Treviso. Quindi, come molte volte è successo nei nostri percorsi, a ricordo del fatto appunto che Venezia molte volte i castelli li faceva distruggere. E quindi questo è ciò che rimane di un antico feudo che ci ricorda questa storia lontana di quel Medioevo da cui poi sgorga la bellezza di Castelfranco Veneto. Saliamo? Saliamo. Dai.
bella Castelfranco è anche dalla parte dei giovani. Infatti siamo in uno skate park, ma soprattutto siamo con una campionessa di skate. Asia, sei campionessa, ma cosa hai vinto? Allora, ho 6 titoli italiani e poi ho partecipato a diverse gare in Europa, ho vinto una gara in Slovenia, poi ho fatto diversi podi sempre in giro per l'Europa e soprattutto l'anno scorso ho partecipato alle Olimpiadi di Tokyo. Olimpiadi di Tokyo. Ma la cosa che a me piace evidenziare è che, Asia, tu non sei da Castelfranco. No, io sono emiliana, vengo da Cento in provincia di Ferrara. Abita lì e si fa un'ora e mezza di macchina per venire qui a Castelfranco. Ma un'ora e mezza di macchina perché? Beh, ci sono delle belle strutture e poi mi piace moltissimo la scena che c'è qua. Il tuo prossimo obiettivo? Beh, adesso da gennaio iniziano le gare di qualifica per le Olimpiadi di Parigi 2024, quindi quello lì sarà il prossimo obiettivo. Ottimo. Io ti ringrazio Asia perché oggi con te abbiamo parlato anche di un altro tipo di tavola. Grazie a voi. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stop the frame on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hang on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Finisce questo nostro viaggio nella meravigliosa Castelfranco Veneto. Nuova vita, nuove avventure, perché non si arriva se non per ripartire. E guitti prossimamente anche da voi. Da Ivo Gallo! Ma soprattutto da Lele Marcassa. Ciao a tutti e grazie! A Castelfranco a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempiremo gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole. Sabion.